Lui è Nicola, ha 29 anni, viene da Trapani ed è in cerca dell'anima gemella della ragazza giusta. Ciao Nicola. Ciao Betto. Allora Nicola, tu sei di Trapani? Sì, Hai 29 anni? sì, E stai cercando la ragazza ideale? sì. L'anima gemella? Sì. Da quanto tempo Nicola? Io da 4 settimane, diciamo. Perché Da 4 settimane. ho avuto una storia e Ed è finita male. finita male. Quindi tu hai circa un mese che sei single? Sì, Completamente? sì. Sei stato sposato in passato? Sì, sono stato sposato e Ti sei lasciato? hanno lasciato, che non davamo più d'accordo. Esatto. Purtroppo quando uno non va d'accordo è meglio lasciarsi sì. ed evitare magari i problemi futuri. Sì, sì. Va bene Nicola, parlaci un po' di te, che tipo sei, cosa fai nel tempo libero? Io sono un tipo, ho lavorato sempre nella mia vita, ho fatto sempre il muratore, Sì. sono un tipo che mi arrangio a fare di tutto e cerco una persona che mi voglia bene, sincera e ha intenzione serie soprattutto. Esatto. Tu credi all'amore? Sì, io credo all'amore. Sei un tipo romantico naturalmente? Sì, volessi bene, rispettassi e credo il rapporto di coppia specialmente. Spero che troverò la persona che stia con me e sincera. Va bene, tu lavori? Io attualmente sono fermo, ho lavorato sempre dei sì, aspetto risposte e spero più breve tempo mi chiamano. Sì. Ho lavorato sempre in questo settore edilizio, però è un periodo di crisi, ma spero che si supererà. Certo. Ascoltami, quest'anima gemella, noi questa ragazza la dovremmo cercare nelle nostre zone tipo Trapani e provincia oppure va bene da qualsiasi parte? Trapani, Paceco, in queste zone qui. Quindi solo nell'ambito locale? Sì, Dico, se dovesse magari telefonare qualche donna che proviene da fuori, non so. da fuori il Sempre problema, nell'ambito siciliano. il problema è per spostarsi, che attualmente sono a Che piedi, tu non ti puoi in spostare. macchina. Esatto. Meglio giustamente chiarirla queste cose. Meglio esatto. dirlo e così. Va bene Nicola, le tue preferenze per quanto riguarda donna, cioè come dovrebbe essere quest'anima gemella, questa donna che andiamo cercando? Se bionda o mora, è importante che sia sincera, carina Certo. e ha intenzione serie soprattutto. Cioè tu non è che vai guardando proprio l'aspetto fisico, vai guardando l'aspetto interno di una persona, Sì, di una donna. sì, sì. Cioè, quello che ti tocca è il carattere, Sì, il carattere, come parla, come si esprime. come parla, come si esprime, l'intenzione ha Esatto. e la bellezza. Sì. La vuoi proprio single oppure magari se proviene da una storia passata magari male, te la prendi lo stesso? E per me è lo stesso, diciamo, l'importante è l'intenzione serie. Dico, se dovessimo magari incontrare qualche donna divorziata, te la prendi lo stesso? O la vuoi singolo proprio? Se è singolo, diciamo, È meglio. è meglio. Questo. Va bene. Va bene Nicola, approfondiamo l'argomento su di te, parlaci un po' più di te. Allora, io sono da Trapani e sono un tipo sincero, mi conoscono tutti e spero che le cose vanno in meglio, cerco una persona che mi voglia bene, sistemarmi e formare, se il Signore vuole, la famiglia, Certo. che è la cosa importante. Confidiamo le mani al Signore che opera ogni cosa e sono un tipo cristiano. Va bene. Amiche telespettatrici, sto parlando con donne. Ah, ci stavamo dimenticando l'età. Questa donna da che età dovrebbe partire per andare a finire? Dai 20 ai 33, 34 non mi faccio. Quindi dai 20 ai 35. Sì. Va bene. Amiche telespettatrici, sto parlando con donne che partono dai 20 e arrivano massimo a 35 anni. Nicola è qui, è un bravo ragazzo, sta cercando la sua anima gemella, la donna ideale per instaurare un rapporto serio per tutta la vita, che duri tutta la vita. Sì. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente non possono fare altro che chiamare al numero che state vedendo sotto nella descrizione del video. Quello è il numero di Nicola personale, chiamate a quel numero lì e Nicola risponderà. Nicola, in questo momento ci sono queste telespettatrici, queste donne dai 20 ai 35 che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancio un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. Io spero che ci vediamo, ci conosciamo e spero che ci incontreremo. Se io ho intenzione seria, se tu c'hai intenzione seria, questo è il mio numero e che Dio ti benedica ogni cosa. Perfetto. Ha detto tutto, per cui amiche telespettatrici, chiamate Nicola. Alberto Lipari vi saluta e vi saluta naturalmente. Ciao Nicola. Ciao ciao. Ciao.